Grazie.
guarda. Libertà! Libertà per tutti! Allora, vediamo se è qui già arrivato con noi, che dovete sapere che abbiamo... È fondamentale qui fare squadra, fare gruppo. Le persone vengano giustamente reintegrate nel lavoro e facciamo in modo che gli si paghino i danni per quanto hanno subito. Non c'è niente di peggio che restare senza la possibilità di avere un reddito, di avere la sensazione di non poter avere il cibo, ciò che serve, o poter pagare un affitto. Tutte queste cose andranno messe in conto a chi le ha fatte subire ad altri, ingiustamente. No? E stiamo facendo miracoli per contrattare. Ce la stiamo mettendo tutta! Poi si sa che quando si porta luce c'è sempre, no, un po' di... davanti al porto libero internazionale, c'è una fiumana di gente, ci sono tanti veneti venuti da Vicenza, da Venezia, piemontesi, da Alessandria che si stanno dando da mangiare da questa mattina, dalle 8 che danno fuori da mangiare. Insomma, una solidarietà come non si vedeva da tantissimo tempo. È interessante vedere che comunque le testate internazionali si sono interessate a questa manifestazione. Ne hanno parlato la CNN, ne ha parlato la BBC, e il coordinamento dei lavoratori portuali ha ricevuto una chiamata da New York Times. Insomma, è stato fatto parecchio rumore su questa cosa. E noi andiamo avanti e dicono che andranno avanti ad oltranza. Questa notte ci fermeremo. Una grande festa al momento perché insomma c'è la musica, le persone sono riunite sotto lo stesso argomento. No al Green Pass. Dunque Facciamoci sentire! è una grande manifestazione di popolo che spero continui anche nei prossimi giorni. Finora non c'è stato nessun intervento da parte delle forze dell'ordine, speriamo continui così, anche se mi hanno detto che all'esterno della cinta portuale si stanno ammassando dei blindati.